meu, nanne tu meu, su mundu vergai, assicutera te non farà mai, e te li di, 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 noi siamo papande, pane che sanza, terra cullante, terra che fanno, torna su nuovi, senza di mento, senza di cove, e di lì, 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 ballate voi, se paghi la festa, che in questo bello sonette lo dico, che in questo bello sonette lo dico. Ai onesardo, ballerino e ballerina, io resta e ballerina, io le. Canna piazza, non parlare, dopo di cosa ne campare, a non parlare, dopo casera, ballo scontro se a tarantella, costa sinara, che ti tornella, dai di gridere, ai di gridella, ai di gridere, ai di gridere, ai di gridere, ai di gridella, ai di gridere, ai di gridere.
Thank you, grazie. Grazie. Poi li avremo dopo la presentazione delle squadre ciclistiche, avremo di nuovo i cantanti, i suonatori, i launettes e violoni armonica. Paolo, sei bravissimo con tutti i movimenti che fai e proprio vai a tono di musica, proprio ormai quanti anni che fai questa attività? Hai dimenticato? 35. E sono pochi. Torino, siamo pronti? Allora, grazie Elena, grazie Alessandro, grazie Paolo, non ricordo il tuo nome. Ignazio, grazie. Ci vediamo dopo, mentre adesso invitiamo invece i responsabili delle squadre ciclistiche che parteciperanno al 26esimo Giro di Sardegna. Ok, allora cedo il microfono al patrono. Mi provi l'altro microfono? Prova. Ok, va bene? Prego, patrono, per chi non lo conoscesse, Tonino Scarpiti. Andiamo in diretta o no? Allora, a dimostrazione che nessuno è perfetto, ho combinato una cavolata gigantesca oggi, nel senso che sarà per colpa dell'età, non so perché, ma avevo fatto stampare i numeri di gara con i nominativi delle persone. Poi da grande genio come sono, mi sono messo a ritoccare l'elenco ed è successo che i numeri di gara non corrispondevano ai nomi, quindi sono riusciti a aggiustare il problema, però ovviamente è saltato tutto quanto quello che avevo previsto, tipo anche la traduttrice. I'm just talking that everything was ready, but then I make a big mistake, changing the name of the people. So there was people with the name different on the number and on the bike. But now everything is okay and we can start. Mi ero preparato, avevo detto a degli amici di venire, tipo il grande Daniele, tipo la grande Maria Cristina, però poi adesso i tempi sono ristretti, quindi faremo le cose rapidamente, poi quando verranno per la presentazione delle squadre recupereremo anche questo. Allora, in attesa che arrivino nomi ben più famosi di me, che sono da qualche parte, tipo lì vedo Massimiliano Lelli, comincio a dire qualcosa riguardo la tappa di domani. Il mio errore ha fatto sì che molta gente è ancora giù in sala a prendere il numero di gara, quindi evidentemente non sono tutti quanti qua, ma ridirò queste cose domani mattina alla partenza. Now I say something about the race of tomorrow. Then tomorrow morning at the start, when all the people is at the part, I will explain better the problem. Allora, sapete tutti qual è la gara di domani? La gara di domani facciamo una ventina di chilometri in pianura, poi si sale sul Monte Albo, una salita molto dura, cioè molto lunga ma non particolarmente dura, poi si riscende in valle, i granfondisti saliranno per un'altra strada di nuovo sulla montagna e poi riscenderanno in valle e verranno all'arrivo. Ci sono due problemi importanti. Prima traduco questo in inglese nel mio inglese. C'è una delle mie figlie che parla molto meglio di me, ma insomma non vuole tradurre. Tomorrow morning we do 20 kilometer flat, then we go on a mountain, then we go down. The people that make Gran Giro had to go up again for another 10 kilometers, then again down, and then to the finish line. There are two problems on the road, and I will tell them.
Allora, il primo problema è l'attraversamento del paese che si chiama Siniscola. All'andata non sarà un grande problema perché saremo probabilmente tutti in gruppo e raccolti, mentre potrebbe essere un problema al ritorno. Il problema vuol dire che ci sono 3 incroci che saranno coperti da nostre persone, però ecco, se all'interno di Siniscola evitate di andare a tutta, forse è meglio perché ci sono 2 o 3 curve un poco complicate. The first problem is the second village named Siniscola. You have to go inside of the city, and so it's better that be quiet during the traversata. Non so in inglese come si dice traversata. Il secondo problema è invece sulla montagna, in un paese che si chiama Lula, è un piccolissimo paese. Appena fuori dal paese, 500 metri fuori dall'abitato, dovrete girare a sinistra e qualche genio ha messo in mezzo alla strada, proprio dentro la curva, una griglia che è anche larga. È difficilissimo poterla superare, cioè è meglio che non passiate sulla griglia, che ci girate intorno. Quindi io metterò una persona che vi dirà di rallentare, rallentate almeno lì, ok? Perché se passate su quella griglia che ha anche uno scalino cadrete. Siccome io non voglio che nessuno di voi cada, è il caso che stiate attenti in quella occasione. The second problem is bigger, is on the hill, after village named Lula. 500 meters after the village, you will turn a left side, and in the middle of the road there is a grata, something made by come si dice grata in inglese? Non lo so. I don't know how to say grata in English. Just be careful. I will say a person to stay there and stop, make you some way stop. I ciclisti che fanno il lungo scenderanno giù e poi ripasseranno di nuovo a Lula, quindi ci passeranno 2 volte. The people that make Gran Giro will pass in that point 2 times, so be careful 2 times, ok? Direi che a questo punto ci siamo già tutto e possiamo iniziare col programma normale. Aggiungo che in mezzo a voi c'è la nostra insegnante di yoga che è lei, magari la conoscerete meglio domani, perché in questa maniera vi metterete d'accordo con lei farà delle lezioni alle 4, 4 e mezza, ma poi avete tutti quanti il suo numero perché è nei numeri utili che avete nel pacco gara. She is for the first time in Giro Sardegna, there is a naturopata, tradurre in inglese per me, yoga, she makes something with the yoga, so you can contact them. L'altra cosa sono le persone che fanno il tour, che è le Silvana e Enzo che magari non c'è, per cui ecco là Enzo, loro guideranno il tour e quindi in qualche maniera va bene, anche
anche per loro domani la conoscerete meglio. Passo la parola a chi può meglio di me spiegare le cose. Possiamo cominciare con... Grazie patrono. Intanto voglio abbiamo ringraziare... una vetrina bellissima questo podio qui. Inizio da Max Lelli qui alla sinistra, poi c'è il grande, il sardo Fabio Aru, era sardo, adesso è svizzero, ce l'ha portato via la Svizzera. Poi abbiamo, lo chiamavano il signore degli anelli, oggi Yuri bisogna chiamarti il signore delle ruote. Non esageriamo, insomma. Poi abbiamo un altro grande personaggio, 6 Olimpiadi, ha fatto nuoto, basket, ha corso a piedi, ha guidato le vele, ha fatto tutto, 6 Olimpiadi, poi ce lo racconterà anche vicepresidente nazionale del CONI. Abbiamo un personaggio grandissimo. Grazie per tutto quello che hai fatto per lo sport italiano. Grazie. Parlo di Alessandra Sensini. E adesso parliamo di cicloamatori, Giro Sardegna, presentiamo le squadre. Allora, chiamiamo in ordine Alta Valtellina e invitiamo Matteo Compagnoni. C'è Matteo Compagnoni? C'è? Dov'è? Eccolo qua, vai, veloce, scatta! Siamo in diretta anche con Direct di Sport che verrà trasmessa domani, immagino non so l'orario, però penso di pomeriggio. Dunque arrivano altri suonatori, però li facciamo attendere. Allora, presentaci la tua squadra, Valtellina Bike. Buonasera a tutti, sono Matteo Compagnoni, come hai citato. Siamo un gruppo di ragazzi da Bormio, Livigno, Alta Valtellina, non so se conoscete la zona. Direi, no, famosissima. Ecco, ai piedi dello Stelvio. E niente, devo elencare... Pensavo che eravate tutti sciatori, invece no, ci sono anche i ciclisti là. Sì, siamo sia... la maggior parte di noi scia, fa sci di fondo o sci alpino, fanno i maestri di sci, poi vabbè, io sono un ex pattinatore, facevo pattinaggio di velocità su ghiaccio. E poi ti sei innamorato della E bicicletta? poi sì, mi sono innamorato. E non l'hai più abbandonata? È la terza volta che vengo al Giro di Sardegna e quindi è sempre un piacere essere qui. E ti ringrazio che vieni in Sardegna. Esatto. Allora, abbiamo Michele Antignoni come capo squadra? Sì, Michele Antonioli, tra l'altro il mio ex allenatore, anche lui pattinatore, ex atleta olimpico. E non so se qua è andato a prendere il pacco gara, però comunque presente. Matteo, ti faccio una domanda, sei venuto in Sardegna in vacanza o vuoi fare qualche risultato? No, principalmente ci divertiamo, poi se arriva qualche risultato meglio. Sono più uno sprinter, quindi mi giocherò più le carte. Domani va bene per te allora? Sì, poi siamo un po' tutti scalatori perché bene o male viviamo in alto. Guarda, c'è anche Fabio Aro, scalatore. Sarà un piacere. Grazie Matteo, grazie. Allora c'è un team del Canada e invitiamo Kevin Brady. C'è? The Canadian are not here? Non c'è. Andiamo avanti? Passiamo al team Biomotto. Invitiamo Patrick Nastasi. Patrick Nastasi, c'è? No, sono tutti a prendere i pacchi gara. Andiamo avanti? Andiamo avanti, abbiamo il Velo 67 Racing Team. Svizzeri, sono 3 donne e un uomo, sembra il titolo di un film questo. 3 donne e un uomo. Jutta Stienen. Jutta... C'è? Eccola qua. Ah, eccolo. Allora, chi parla italiano? C'è qualcuno che parla? Bravo. Allora, intanto presentatevi. Ecco il microfono, presentati. Okay, so I need to speak in English. Sorry, apologize for that. That's our team. Presenta anche le donne. We have Jutta Stienen, Judith Gerber, Gina, and myself, Joris, but it's all about the ladies, so plenty of fun. Allora il Velo 67 è una fabbrica di biciclette svizzere? It's a shop.
It's a shop, and we sell Italian brands, Campagnolo, Campagnolo, mi Colnago. sembra giusto avere il Campagnolo e Colnago, no? Sì. Senti, siete in Sardegna in vacanza? No, per vincere. Per vincere, sì. Grazie, grazie. Ci vediamo domani alla partenza. Allora abbiamo la Ciclopazzi, bel nome, non c'è il Ciclopazzi, dopo, non c'è manco la Ciclopazzi. Abbiamo un team inglese, ci siete? Ecco qui, allora ecco, Ciclopazzi sono presenti, Tonino. Allora i Ciclopazzi sono presente Ermanno D'Alessandro, 3 uomini e 2 donne, 3 uomini e 2 donne. Manca una donna? Là. Dunque siete 3 uomini e una donna. Allora presentatevi. Buonasera a tutti. Niente, siamo una squadra dell'Abruzzo, provincia di Chieti, Sabino Chietino, Lanciano, non so se qualcuno conosce il posto. Eccolo qua. Dove sei? Ah, Umbra. La conosco. E niente, siamo presenti in 4, ma in squadra ne siamo una ventina. È vero? So che non siamo potuti venire tutti. Vi raddoppiate? Sì. Vi moltiplicati in squadra, in gara, sì. Sì. Va bene, grazie. Grazie a voi. Ci vediamo domani alla È stato un partenza da piacere. Bugoni. Allora, c'è un team inglese, IRSTL 22, Gerard Aron, non ci sta. No, sono giù a prendere i pacchi gara. Allora tentiamo di andare Max Lelli, ecco qua, è sempre il boss del ciclismo toscano, Max Lelli, Tieni il microfono, guarda, è tutto tuo. Ti ringrazio del boss, ma non è così. Non è così. Non è così. Hai fatto tutto col ciclismo, o no? Sì. E continui a portare dei personaggi importantissimi dello sport italiano. Beh, a parte mi lega con Tonino un'amicizia e Cristina da tantissimi anni, no? E poi per me la Sardegna ce l'ho proprio nel cuore, dunque stavo proprio parlando con Aru perché chiaramente con i suoi impegni lui non è più molto in Sardegna, però quando può viene e di conseguenza anch'io quando posso vengo. Quest'anno abbiamo una bella squadra, abbiamo dei campioni veri. Direi, si vede, no? Alessandra non è molto allenata, però ha detto che darà il meglio di sé. Poi Vediamo. la sentiamo Alessandra e sentiamo anche a Yuri. Mentre devo dire che Yuri abbiamo fatto la Gran Fondo di San Gimignano e mi ha stupito perché è andato molto bene. Ti ha superato. Abbiamo strappato una media di 33, Yuri? 33, comunque è stato un grande. Questo perché ha un maestro importante, no? Alla fine se non c'è le gambe, qui sono tutti appassionati di ciclismo, amanti È bellissimo della essere fatica. appassionati di ciclismo, Alla fine no? se non c'è le gambe lo sai benissimo che la Come bici non anche va. Alessandra si è appassionata di ciclismo, no? Certo, certo. Noi poi ti sentiamo. Bene ragazzi, mi fa piacere, mi raccomando, domani non rischiamo troppo, perché siamo qua anche per divertirci, Certo, soprattutto. certo. È chiaro che è una competizione e va anche rispettata, però l'anno scorso c'è stata una brutta caduta, mi ricordo il primo giorno, che cerchiamo di avere un po' pazienza, tanto poi il percorso sarà talmente lungo che c'è spazio per tutti. Certo, però Lelli, tu me lo insegni, si dice che chi fa il corridore, il ciclista, se non cade non è corridore. Certo, L'ho però detto, insomma, antichissimo. va bene, diciamo Toccatevi che tutto. se non cadiamo è meglio perché ci Certo, facciamo male. certo. Ci dobbiamo divertire. Certo. Sarà una settimana strepitosa, Tonino ha previsto sole tutti i giorni, dunque questa è Allora, la cosa aspetta, più importante. senti, ma chi è il candidato come miglior risultato della tua squadra? Allora, il mio capitano è Yuri, è chiaro. Non Io poteva sono un essere gregario, diversamente. gli ho detto, un gregario di lusso, Certo, non un certo, gregario da strapazzo. Fate la Gran Fondo voi? Gran Certo, giro? certo. È stato in Cile, si è allenato pochissimo, però ha detto che è stato a 5.000 metri. dunque Direi, ha fatto un bel allenamento. speriamo che... Poi hai un inglese o un americano? Eddie Cheever, che è il papà ha corso in Formula 1, ma anche lui corre in macchina e vi garantisco che non va piano. Ma va non c'è, piano in bici. oggi non c'è? No, sta arrivando. In macchina? No, Ma-
però vorrei far dire Adesso lo sentiamo, lo sì, perché chiamo io poi a Iuri alla fine adesso. il nostro Obiettivo principale. principale non è quello della competizione. È chiaro che siamo qua per Certo. divertirci, e poi quando parte la corsa lo sai che Certo, quando certo, si chiude certo. un po' la vena viene anche la parte agonistica. Ci sono le smanettature, no? Però diciamo che il nostro obiettivo, vi spiegherà Iuri, perché è giusto che lo spiega lui, è un altro. Adesso lo sentiamo, a Iuri. Iuri Checchi, il signore degli anelli. Grazie. Tanti tifi alle Olimpiadi, Iuri, poi hai avuto tanta sfortuna nella tua carriera sportiva, infortuni che ti hanno bloccato alle Olimpiadi, Olimpiadi che potevi vincere tranquillamente. Sì, io nel 92 ruppi il tendine d'Achille una settimana prima delle Olimpiadi, erano le mie Olimpiadi, avrei probabilmente Gli anni vinto- d'oro erano, no? Gli anni d'oro. Però sai, nella vita certe volte delle criticità si possono trasformare in opportunità. È stato difficile, poi io ho fatto questo e 4 anni dopo ho vinto l'oro ad Atlanta insieme a una grandissima Alessandra Sensini. Poi è successo ancora, prima nel 2000 ho rotto il tendine del braccio, quindi anche lì un infortunio molto grave. Poi nel 2004, tornando alle competizioni in maniera anche lì abbastanza diciamo problematica, però quel bronzo di Atene del 2004, se magari qualcuno si ricorderà, per me vale più dell'oro di Atlanta, perché è vinto da un uomo più che un atleta, con tante difficoltà, tanta paura, ma poi ti rendi conto che puoi tirare fuori cose straordinarie, e l'uomo nella vita è più importante dell'atleta. Certo. Per questo quella medaglia per me conta molto. Certo, e adesso parliamo proprio di qualcosa che ti sta a cuore, no? Non di sport ma di sociale. Noi siamo qua, come ha detto Massimiliano, che lo ringrazio tutti voi per quello che fate, veramente per divertirci, per fare delle belle passeggiate in bici nella terra. Io considero una delle terre più belle del mondo, e non lo dico per piaggeria, ma perché la Sardegna è una delle terre più E questo ti fa piacere? assolutamente. Però noi siamo qua anche con il gruppo di Massimiliano, con una serie di sponsor. Per quanto riguarda personalmente collaboro con un'azienda che è Farmaguida e che fa un integratore molto interessante, si chiama Export, e c'è qui diciamo il proprietario che correrà con noi, uno vero, serio, Enrico Guida. E lui? Esatto. E l'idea, l'obiettivo è quello di correre per diciamo recuperare dei fondi da destinare alla fine delle nostre attività. Faremo non solo il Giro di Sardegna, ma anche altre 4 attività, e devolvere quello che riusciremo speriamo il più possibile, a ricavare ad una onlus che si chiama Dynamo Camp. Non so se la conoscete, ma Dynamo Camp si occupa di aiutare le famiglie con bambini che hanno patologie croniche e gravi, molto gravi, e gli offrono delle vacanze gratuite in questo straordinario struttura di Dynamo Camp nelle colline toscane. Quindi con Xport e Farmaguida e tutti noi del team cercheremo di aiutare questa associazione. E qui ci vuole un applauso, signori, un applauso. Iuri, io ti ringrazio di questo tuo impegno che hai, non è come faceva o come fanno. Sì, volevo solo puntualizzare una cosa. Prego. Io non sono un corridore da tappe, cioè lo vorrei puntualizzare, sono da classica, quindi se il risultato non arriverà, cioè non sono Aru io sono tipo uno più da classica, ecco, volevo puntualizzare, e sono anche un velocista, quindi se domani in salita. Vabbè, grazie, aspettate che qualcuno aspettasse uno. Grazie Iuri, grazie. Buon divertimento a tutti, grazie. Adesso andiamo a Alessandra Sensini, la campionessa 6 Olimpiadi. Allora, vogliamo raccontare velocemente, ci vorrebbe 3-5 periodi per raccontare la tua vita sportiva, però velocemente. Allora, ha fatto basket, ha fatto atletica, ha fatto nuoto, ha fatto tutto dello sport, arrivare anche alla vicepresidenza del CONI nazionale. Vai, Alessandra. Vabbè, ho fatto sì tantissimi sport, e poi naturalmente quando ho conosciuto il windsurf da lì ho detto bene, il mare è il mio mondo. E la Sardegna la presi per questo? La Sardegna infatti è la prima volta credo che vengo in Sardegna, e spero di non trovare vento, perché normalmente ho sempre fatto la c'è sempre il vento in Sardegna. Arrivo in C'è Sardegna sempre. e lo so, Non potrebbe essere una Sardegna senza conosco molto vento. bene, è una terra fantastica, bellissima, continuo a frequentarla molto perché noi abbiamo il centro federale tra l'altro giù a Cagliari, per cui è una terra davvero straordinaria, è sempre nuova per me, tutte le volte che vengo la scopro sempre C'è più. sempre delle E la novità. bicicletta quindi mi farà scoprire magari un po' l'interno, visto che sono sempre naturalmente sulla costa. Come sei arrivata Però- alla bicicletta, Alessandra?
io l'ho utilizzata Sbaglio? No, io l'ho utilizzata tantissimo per gli allenamenti delle mie campagne olimpiche naturalmente e poi quando ho smesso di fare attività l'ho usata un po' perché ho frequentato un gruppo di ciclisti a Roma, mi ero trasferita a Roma proprio per il discorso del CONI e tutto quanto e ora vabbè sono un paio d'anni devo dire che non riesco più ad andare per cui mi dispiace perché anzi spero che qualcuno mi aspetti perché sarò sicuramente quella che chiuderà tutto il gruppo. Ecco la collaborazione, vedi la collaborazione? Però vabbè, anch'io sono qua perché insomma mi ha coinvolto Max c'è un'amicizia che ci lega anche come territorio perché tutte e due siamo, io sono di Grosseto, Max è di Marciano, quindi certo. Maremmani. E per cui c'è questa amicizia forte, mi ha coinvolto sempre in queste iniziative bellissime che appunto hanno molto anche del sociale, per cui per noi è importante essere qua perché abbiamo avuto alla fine una grande fortuna nella vita di fare diciamo dello sport un lavoro e quindi è bello anche continuare a fare sport e cercare di portare i valori che ci ha dato e che naturalmente continuiamo a portare sempre. Domanda Alessandra, rifaresti tutto di quello che hai fatto nello sport? Sì, assolutamente sì. Anzi, è un interessante. Anche le cose sbagliate, diciamo, perché alla fine dagli sbagli si arriva sempre poi a imparare qualcosa e si arriva alle vittorie. Una domanda tecnica per quando eri vicepresidente del CONI, io una cosa che non sopporto. Perché un triatleta deve avere 4 tessere per fare il ciclismo? Un triatleta, già. No, aspetta, c'è la federazione triathlon. Ma uno che fa triatleta, fa nuoto, fa atletica, fa il ciclismo, ma perché deve avere poi, se vuole fare il nuoto individuale deve avere un'altra tessera? Perché? Io direi che il ciclismo adesso, poi ho quella del windsurf. Ma uno deve avere 4 tessere, no? Io direi invece che il CONI dovrebbe rilasciare una tessera e uno potrebbe fare tutte le discipline sportive che gli piace, con un certificato medico di essere idoneo a fare quelle discipline. Questo sarebbe incrementare lo sport nazionale, penso almeno. Grazie Alessandra, un bel applauso per la signora delle Olimpiadi. Fabio, poi parliamo con te di questo progetto bellissimo. Allora, Fabio sardo svizzero, perché lui vive in Svizzera, la Sardegna le manca tanto, infatti viene spesso in Sardegna, quando Scappiti lo invita, Fabio è presente. Dopo aver lasciato l'attività agonistica da professionista, è un signore felicissimo, presente non a tutte, ma alle manifestazioni importanti. Ricordo velocemente che Fabio ha vinto un Giro di Spagna nel 2015, dico bene, oggi me ne sono ricordato. Ha vinto un campionato italiano professionisti, ha vinto diverse tappe al Tour e al Giro d'Italia, ha vinto un po' dappertutto. Vogliamo fare un applauso veramente da sportivi. Vai Fabio! Grazie mille. Buonasera a tutti. Mi hai chiamato per ultimo, ma sono veramente il meno importante rispetto a chi c'è qua. Siamo tutti importanti, voi siete tutti importanti, uno più dell'altro, uno ha dato una cosa, l'altro ha dato un'altra e siete tutti importanti. Grazie. Sì, sono contentissimo veramente di essere qua di nuovo anche quest'anno. Ringrazio appunto Torino, Cristina, con cui abbiamo instaurato negli ultimi mesi dall'anno scorso un bellissimo rapporto. È una manifestazione che, come ho detto l'anno scorso, mi è piaciuta parecchio e infatti non vedevo l'ora di poter tornare qua. E mi sembra giusto, Fabio. Sì, vero. Quest'anno cosa farai? Non farai solo il turista, farai il turista agonistico, va, chiamiamolo così. No, allora, quest'anno pedalerò con tutti i guanti, però non in griglia, senza numero, e quindi insomma farò come l'ultima tappa dell'anno scorso per chi c'era, sarò in mezzo a voi senza... E questo farà piacere a tutti i partecipanti e a tutti i familiari anche di avere un campione come Fabio Aro al 26esimo Giro di Sardegna. Ecco, poi ci vedremo tutti i giorni, io ti intervisterò le tue espressioni, anche perché siamo a Budone, un posto meraviglioso direi io, e Scappiti ha scelto proprio una località idonea per fare il ciclismo.
Ma assolutamente, siamo stati qua assieme a Tonino e Cristina 2 mesi fa, esattamente 2 mesi fa, penso che qualcuno abbia visto anche i video, mi dicevano, quindi ho provato i percorsi e sono percorsi da apprezzare, bellissimi, non facilissimi, quindi prendiamocela con calma, però è sicuramente una bellissima edizione, sarà una bellissima edizione, come diceva prima Max. Ci vuole sempre un po' di attenzione nonostante sia una competizione. certo, ma il patrono Scapiti è bravo se no non sarebbe arrivato alla 26esima edizione. Grazie a Fabio Aro. Adesso invitiamo ancora le squadre. Adesso abbiamo una squadra femminile, tutta femminile, e si chiama Pink Flamingos, diretta da Cristina, l'amministratrice del Giro Sardegna. Eccole qua. Queste ragazze sono salite in bicicletta 3 mesi fa e hanno trovato da 2 mesi, mi dice Scapiti, 2 mesi, e sono diventate, Cristina, eccola qui Cristina, l'ideatrice di questa squadra. No, preferisco che parlino le altre ragazze perché io qui ho anche un'altra veste oltre questa, quindi passerei la parola a Michela che vi spiegherà chi siamo. Allora, Michela presenta tutto lo squadrone. Buonasera a tutti, se per caso qualcosa non è chiaro, appunti pagina 1, mi raccomando. Allora, noi intanto benvenuti a Budoni, speriamo soprattutto il tempo ci assista. Noi siamo le Pink Flamingos, abbiamo copiato il nome dai nostri pennuti rosa, presenti nel meraviglioso stadio di Status a Cagliari. Cagliari che è la sede che praticamente ci accoglierà nell'ultima tappa del nostro progetto. Abbiamo iniziato circa 2 mesi fa, ci siamo incontrate per caso e abbiamo iniziato a pedalare. Questo grazie soprattutto ai nostri splendidi coach, Pier Largiu, Silvana Cabras, Cristina Conca e Antonio Scarpitti. Praticamente ci ha messo in bici. In comune noi abbiamo diverso tempo fa abbiamo avuto un incontro ravvicinato con la patologia tumorale che naturalmente con grande tenacia, forza di volontà e come tutte le donne, a prescindere dalla Sardegna, le canadesi, tutte le donne in generale, abbiamo tirato sulla testa e abbiamo detto questa battaglia la vinciamo noi e ce l'abbiamo fatta. Il nostro progetto, dove praticamente vorremmo coinvolgere anche voi, stiamo cercando di raccogliere dei fondi per l'acquisto di un ecografo che ci servirà soprattutto per la prevenzione, perché la prevenzione è un momento molto importante nella ricerca del tumore quando si trova allo stato iniziale. Il nostro progetto vedrà a fine maggio una 700 km in bicicletta dove andremo a toccare tutte le diverse oncologie presenti in Sardegna. Quindi noi saremo presenti fino a lunedì, siamo qua a disposizione per tutte le informazioni e soprattutto grazie per il vostro tempo. Senti, scusa, perché finisce qui, no? Perché si chiama Pink Flamingos? Lei non è stato attento, io l'ho detto. No, io parlo un po' con tutti. Allora, un nome spagnolo, Pink vuol dire rosa, Flamingos è il... Io non parlo, non conosco l'inglese, ok. Fenicottero rosa. Sì, ed è associato a quella sì, appunto, al sociale che volete intraprendere. Tumore alla mamella, ogni tumore ha un colore. Il tumore alla mamella viene identificato con il colore rosa. Ok, mi ero distratto, non mi posso distrarre un attimo, vabbè. Ragazzi, io vi auguro in bocca al lupo, come si suol dire, e per poter ottenere i 2 risultati, quello sportivo e quello del sociale. C'è stato qualcuno che ha detto alziamoci in piedi, però Yuri, si è messo davanti.
Max è sempre Max, e Lelli è sempre Lelli. Questa è una bella foto, La televisione la riprende in pieno, giusto? Direct sport. Grazie, in bocca al lupo. È una festa quest'oggi, già una festa prima di partire il giro. Adesso inventiamo 2 minuti, Tonino, un personaggio, Enrico guida, vieni qua, che ci parla di un progetto molto importante, un po' per tutti. Prendi il microfono dal patrono. Allora, Enrico, stai... Parla tu, dai, vai. Va bene. Allora, io sono qua come membro della squadra Max Lelli, ma anche insieme a Yuri Keghi per promuovere un'iniziativa che si chiama X Sport Challenge. L'anno scorso, per promuovere questo prodotto della mia azienda Farmaguida, Yuri Keghi ha sfidato alcuni atleti famosi, tra cui Antonio Rossi, Maurizio Cacciatori, tanto per fare 2 nomi, in delle sfide brevi in qualche sport. Ognuno sfidava l'altro nello sport di cui era forte, ad esempio Antonio Rossi a pagaiare, Maurizio Cacciatori a palleggiare e viceversa. Lui dice di averle perse tutte, ma non è vero, qualcuno l'ha vinta. Quest'anno si è accontentato invece di sfidare me in bicicletta. E ci è riuscito? Vedremo. Ah, la sfida domani è la prima sarà domani. E tu cosa pensi? Penso che è un avversario molto ostico, perché anche se dice di non allenarsi mai, però fa sempre forte. Si allena di nascosto? Ha un motore dotato e quindi sarà una sfida molto divertente. La sfida nasce per promuovere questo prodotto X Sport, che è un integratore a base di maltodestrina e ciclodestrine e isomaltolosio, quindi di zuccheri per gli sportivi, ma soprattutto serve per finanziare Dynamo Camp, che per chi non la conosce è una struttura che si occupa di far fare le vacanze ai bambini che hanno gravi problemi di salute. Come diceva prima Yuri. Esatto, è una struttura che è famiglie e bambini e che merita davvero. Questa è una bellissima iniziativa, non l'ho mai sentita io un'iniziativa del genere. Assolutamente, se andate sul sito la potete vedere. Con Yuri siamo andati insieme a visitare questa struttura quest'inverno e ci siamo resi conto di che struttura importante può essere. La Farmaguida forse qualcuno di voi la conosce più per la lattoferrina, abbiamo un prodotto Mosia che ha anche un'azione antivirale, funziona anche per il Covid, infatti abbiamo degli studi in corso e uno studio anche in vivo che ha confermato l'effetto sia in prevenzione ma anche in terapia contro il Covid. E adesso vogliamo lanciare questo prodotto che mi farà piacere anche farlo provare a qualcuno di voi. Nei prossimi giorni avremo modo sicuramente di distribuire un po' di campagna. Bravo Enrico, grazie, io ti ringrazio della tua partecipazione. Adesso continuiamo con le squadre, c'è presente il team Brandt 2000, team Brandt 2000, c'è poi il team del capitano, eccolo qui, e lo conosco. C'è qualcuno che ha vinto 5 giri in Sardegna. Allora, no, Daniele è stato il vincitore dei primi 3 giri in Sardegna, è un amico oramai era una bomba ai suoi tempi. Cristina ne ha vinto 5, adesso è un po' invecchiato. Lei Cristina ne ha vinti un bel po'. Ciao. Cristina ne ha vinto 5, giusto? Mi sembra anche a me. Allora, presentatevi. Ma io sono Daniele Bertozzi, come diceva Tonino ho vinto i primi 3 giri qua in Sardegna, quindi un bel ricordo, no? Un bel ricordo, quindi non perdo occasione per tornare qua in Sardegna, e sempre poi l'amicizia che mi lega da tantissimi anni con Tonino fa sì, non posso certo, mancare. Certo. Quest'anno siamo in formazione un po' ridotta, visto che problematiche Covid così, qualcuno ha avuto paura, però speriamo nei prossimi anni di tornare più numerosi come siamo sempre stati negli ultimi anni. Poi c'è Cristina. Sì, vai. Io sono un po' meno anni che vengo a Giro di Sardegna di Daniele. Ma ne hai vinto più di lui? No, non lo so. Come no? Sì, certo. Forse sì. Sì, ma lui ha vinto meglio. E niente, la Sardegna ce l'abbiamo nel cuore noi tutti. Siamo
contentissimi quando veniamo qua, sono percorsi stupendi, l'amicizia e il calore che troviamo qui è unico. E questo a noi sardi ci fa piacere. Sì, sì, noi ci siamo trovati a casa qua, veramente. Grazie, grazie. E quindi non perdiamo occasione, speriamo che sia un altro bel giro di Sardegna, che ci assista il tempo speriamo, e tutto quanto, e ci divertiremo sicuramente. Grazie Cristina. Poi abbiamo Fabio Berti, con il team del capitano da 4 anni, era già dall'anno scorso che sarei voluto venire a farlo, solo che non siamo riusciti a venire. E allora... Però ci sei quest'anno, è importante quello, no? Lo vogliamo fare, sì. Grazie, grazie. Io mi chiamo Pari Andrea, sono iscritto quest'anno con il team del capitano. Ti hanno portato in Sardegna? Sì, subito. Cioè, così... come il team ti porto in Sardegna, esatto, ti mando in Sardegna. Esattamente. E sei contento però, no? Esatto, felicissimo, dai. Vediamo com'è. Grazie. Poi torneremo il prossimo anno. Grazie ragazzi, buon giro. Ciao. Torino, io ho terminato, non ci sono squadre che presenti di quelle che sono in lista? Va bene, allora direi, ancora chiedendo scusa per la grandissima cavolata che ho fatto prima, che ha impedito a molta gente di essere qui. Aspetta, scusa, di chi sei? Ah, ok, allora, team Diamotto, Patrick Nastasi. Dov'è Patrick Nastasi? Eccoli qua. Stanno arrivando. Allora, Patrick, sono Nastasi è la punta del diamante, mi dicono, no? Poi c'è Beatrice Sola, che sei tu sicuramente, e poi c'è Matteo Cassini, un veterano, e poi c'è un giovane, Lorenzo Sogliani. Bravi, complimenti. E tu che mi davi il puntino che ti ho detto attento, bravo. Allora, presentatevi. Ciao, sono Nastasi Patrick, sono il velocista della squadra. Il velocista. Oh ragazzi, attenti, è giovane. Il più giovane del giro, visto? Ah, il più giovane del giro. Va bene. Allora, vai avanti. Allora, Niente da dire. è la prima volta che devi iniziare anche questo giro? Già l'anno scorso. Ah, c'eri anche l'anno scorso? Ad Alghero? Sì. Non me lo ricordo. Sono arrivato alla seconda tappa e poi... Poi basta. Non fare come l'anno scorso, allora quest'anno, lo continua. Sì. Ma poi abbiamo la ragazza. Ciao, io sono Beatrice, sono passista veloce, è il primo giro che faccio e tappe sul... Dunque devi vincere il primo giro, no? Vediamo. Hai uno squadrone abbastanza forte per poterti sostenere? Ma vediamo. Tu fai il gran giro o medio giro? Poi abbiamo chi? Sono Lorenzo. Ah, sei Lorenzo. Prima esperienza di un grande giro. Senti, l'hai cercata la prima esperienza, è giusta così, guarda. Devo dire che mi sono innamorato del ciclismo grazie anche alle imprese di Fabio Aro. Ah, ecco, questo è importante. L'ho seguito in televisione o dal vivo? In televisione. Uno l'ho visto dal vivo. Hai visto Fabio quanti hai fatto nascere i corridori anche? Quando è passato dalla nostra città, noi siamo quasi tutti del Levante Ligure, ed era passato in una tappa, adesso non mi ricordo, forse era il 2015. E ti sei ammalato del Sì, ciclismo? ho iniziato così. Oh, c'è un tifoso in gara, Fabio, Anche più di uno. Certo, poi abbiamo chi? Il veterano? Ciao, sono Matteo Cassini. Il veterano. Io ho smesso tanti anni fa con le Gran Fondo, ultimamente ho iniziato ad allenarmi e ho deciso di iscrivermi in questa squadra che è un gruppo di amici. E fai anche il direttore sportivo, no? No, assolutamente. Però in Liguria, è nato in Liguria il ciclo amatori validi, o no? Anni fa. Sì, qualche ragazzo che ha fatto buoni risultati nel Gran Fondo vicino a casa mia, nella certo. zona c'era. Bene, l'applauso del pubblico e poi ci vediamo domani. Grazie. Hai visto? Adesso senti, l'hai visto da vicino a Fabio Aro. Senti, a Fabio Aro adesso l'hai visto da vicino, no? Ti dà più carica, ti dà? Vogliamo un attimo vedere Yuri che è convinto di essere un velocista, lo vogliamo
scusa Yuri, scusa, mettiti accanto, no, perché Yuri è convinto di battere in volata. Allora, se lui lo batte in volata, io metto un palio la Specialized, ok? Secondo voi, sinceramente, Yuri lo può battere in volata? Oh, Yuri, ti voglio bene. Ti vogliono troppo bene. Allora appuntamento a Budoni domani all'arrivo per vedere chissà chi vincerà, eh? Tu che non grande suspense, domani non è la tappa giusta, no, perché c'è troppa salita. Torino, ci sono gli inglesi, sì, sono arrivati gli inglesi. Ci sono gli inglesi e ci sono anche Petrignano, un'altra squadra, quindi prima gli inglesi per l'ospitalità. Ciao, grazie. La Brent 2000, ciao. La Brent 2000, Brent 2000? Brent 2000? Io non parlo inglese, lascio tutto a te, Tonino. Io non parlo inglese, lascio tutto a te. Allora. We are team Bikes and Beers from Canada. A Canada. Non inglesi, sono canadesi. Allora, questi giovani, chiamiamoli così, sono venuti dal Canada appositamente per partecipare al Giro della Sardegna. Cioè, ragazzi, e non è la prima volta. Non è poco questo, Torino, sei famoso in tutto il mondo, La birra, ecco perché i tavolini a Budoni sono pieni di bottiglie di birra vuote. Thank you to come here and see you tomorrow on the road. Poi viaggia col bicchiere della birra poi, è sempre al posto della borraccia il bicchiere con la birra. Thank you. Grazie. Poi c'è il gruppo Petrignano, anche loro sono da qualche anno che stanno cominciando. Petrignano, ma chiedilo a loro. Allora, gruppo, adesso ve li presentiamo tutti. Allora, presentatevi ragazzi, è un bel gruppo anche, 2, 3, 4, 5, 6. Yuri, perché vuoi metterlo anche tu, Yuri? Buonasera a tutti, noi siamo un team Tutti dell'Umbria, un team del comune di Assisi, la località si chiama Petrignano, è una località al centro dell'Umbria, che è tra l'altro nel centro dell'Italia, e siamo un bel team amatoriale, una cinquantina di iscritti che fanno pratica agonistica, soprattutto nel centro Italia. Questa è una rappresentanza solamente della vostra squadra? Sì, siamo in 6, una selezione, i migliori. Mi sembra giusto portare i migliori in Sardegna, no? Ok, abbiamo Federico Righetti. Piacere. Sei velocissimo, sei scalatore, sei niente. Ti nascondi dietro qualcuno? Io mi metto dietro a loro che vanno più e fai bene, specialmente se c'è il vento, no? Esatto. Vai avanti. Ciao a tutti, mi chiamo Simone. E sei? È la prima scalatore. Scalatore. La prima esperienza. La prima esperienza, scusa, in Sardegna. Sardegna. Ah, ecco. Sì. Poi lui è il capitano? Io sono il team manager, quello più âgé, diciamo così, quello un pochettino più âgé, quello con un po' più di esperienza. Comunque, io sono Marco Corietti, sono un Master 6, faccio attività su strada da una decina d'anni, prima mi dilettavo nella mountain bike e contemporaneamente all'attività su strada in inverno faccio anche ciclocross. Fabio Aru quest'anno ha fatto qualche prova anche lì da noi. Quindi... Senti, domanda, per te è migliore la mountain bike o strada? Ma dopo i 40 anni è meglio la strada perché si riesce a recuperare meglio, si riesce a nascondersi meglio, la mountain bike è veramente dura, Qui sono venuto in Sardegna con la mountain bike, ho conosciuto personaggi importanti, una squadra soprattutto di Berchidda, da MTB su Giunco, del compianto Gianfranco Craba, che era un mio carissimo amico. E devo dire che la mountain bike qui in Sardegna comunque va forte. A parte quello, ma avete dei paesaggi spettacolari, si può fare strada da scoprire, paesaggi da scoprire. Poi abbiamo Pari dei Sereni.
Ciao, sono Valerio Sereni e sono categoria M2, è la prima volta in Sardegna in bici, sempre in vacanza ero venuto. Poi ci saranno dopo in Sardegna sarà, no? La prima volta, poi ti ammali della Sardegna Sì, e sei costretto a tornare. E continua a tornare, quindi certo. speriamo di farlo per una settimana. E ve lo auguro. Poi abbiamo chi? Buonasera a tutti, Paolo Farinelli, prima esperienza, speriamo di divertirci tanto a questo Giro di Sardegna. Anche a te lo auguro. Sì. E poi che ci sia anche un ritorno, perché il prossimo anno ha già comunicato all'organizzatore che si farà o in Costa Smeralda o ad Olbia. Siamo vicini, Poi buonasera a tutti, sono Serenino Luca. Sereni. Prima esperienza, spero che vada tutto bene. Certo, e rientrerei a casa contentissimo di aver conosciuto la Sardegna. Grazie ragazzi, grazie. Il patron dove? Grazie. Eccolo qua il patron. Ok, allora possiamo chiudere. Sì, chiudiamo, diamo appuntamento ai familiari, agli appassionati per domani mattina partenza da Budoni e arrivo anche a Budoni. Sì, da stasera cominceremo a cenare qui in hotel, la colazione la facciamo qui, non c'è più da trasferirsi dall'altra parte come abbiamo fatto. Ringrazio tutti per essere venuti, mi fa piacere vedere vecchi amici che avrei voluto salutare più da vicino sul palco, ma capiterà nei prossimi giorni. Vedo motociclisti che ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, stiamo invecchiando un po' assieme. Grazie per essere stati di qua. Adesso ci sarà ancora i Balisardi. Domani mattina la prima gara parte alle 9, che è il medio giro, la seconda, il gran giro, alle 9:15. Quindi 9:15, ma in paese però. Allora tornano i musicisti.